Alessandra Richetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, buongiorno a tutti e auguri. Grazie. Me lo dovevo aspettare. Sì, grazie, dai, grazie auguri, buon compleanno. Grazie, grazie veramente Alessandra Richetti che è qui con noi questa mattina. È vero Laura, tanti auguri, scusami, non te grazie. Ma tanti auguri Laura. Sono arrivati gli auguri anche da Gianluca Paladini in regia, grazie insomma a questo bel momento di Carrabba, che sorpresa, sì. Grazie mille. Alessandra Richetti che ci ha portato anche delle fotografie perché c'è una situazione che vogliamo così far vedere, far emergere, rendere nota, perché i residenti magari la sanno bene, insomma la conoscono bene perché vivono tutti i giorni questo disagio, però magari non è così diffusa. Allora possiamo far vedere questo crollo, diciamo, del muro di contenimento sulla scala Dublino, no? Eccola qui. A causa di un episodio di maltempo, un albero che allora, mi riferiscono, perché non sono della zona, mi riferiscono che a causa del forte vento uno degli alberi, un albero di Giuda, è caduto e ha sollecitato un muro che chiaramente non era in buone condizioni. Dico che non era in buone condizioni e lo so perché nel 2024 sempre gli stessi residenti avevano sollecitato più volte la giunta perché intervenisse nella messa in sicurezza di quell'area. Io in questi giorni ho cercato di approfondire, appunto grazie a queste sollecitazioni dei residenti, e colgo l'occasione di ringraziarli perché solo con il coinvolgimento di noi consiglieri si può intervenire e quindi superare l'atteggiamento di chi è arrabbiato per le situazioni, ma invece ha un atteggiamento più corretto come quello di avvisare la giunta, avvisare noi consiglieri. Questo permette, solo in questo caso si permette di poter fare delle azioni tutti insieme. Allora, io come dicevo prima ho approfondito un po' il tema e quella scala in realtà chiede interventi già dal tempo di Cosolini, 2015, quando avevano nel periodo di stabilità stanziato dei fondi per il ripristino della stessa. Successivamente sono stati avviati dei bandi di riqualificazione di tante scalinate di Trieste, perché io ho presente anche la scalinata dai volontari giuliani, ma ce ne sono tantissime, diverse, anche a San Luigi, che sono in uno stato di manutenzione precario. Quella già nel 2015, che poi 2016, era stata decretata come una scala che aveva bisogno di azioni di ripristino proprio per evitare crolli. Nel 2024, ripeto, ci sono stati i cittadini che l'hanno sottoposto sia per una questione di manutenzione del verde. Io ho anche delle foto che fanno una comparazione, se vuoi anche poi le mando, che fanno una comparazione tra gli anni 2000, la situazione del verde, e il 2023. Adesso è completamente brulla. La differenza tra le due è schiacciante. Allora, il commento, faccio solo un unico commento. La colpa io non ritengo che sia dell'uno o dell'altro, però diciamo che stride la storia che viene raccontata ai cittadini, che abbiamo un buon bilancio, che abbiamo un ottimo bilancio con tanto avanzo, quando poi vediamo concretamente queste situazioni di non manutenzione, perché queste veramente poi portano adesso a dei lavori che ovviamente lieviteranno, come saranno più costosi, molto di più, chiaramente, perché una volta che il mullo crolla
Hai voglia, certo. Quindi hai voglia. magari con una manutenzione costante si sarebbe potuto risparmiare, sì. insomma, in qualche modo. E poi c'è anche tutta la questione della manutenzione del verde. Il verde non è solo estetico, ma comunque serve, mantenere il verde serve comunque a tutelare anche le opere. Perché comunque il verde poi si inserisce all'interno delle crepe e così via e scardina di più le strutture che ci sono. Allora, c'è una telefonata in arrivo, la sentiamo, poi magari anche la nostra troupe andrà in esterna e farà un sopralluogo, insomma, in questo Sì, poi vi dirò posto. cosa abbiamo fatto poi concretamente. Benissimo, allora andiamo a sentire la telefonata, pronto? Buongiorno. Come sempre, grazie Claudio. alla gentile centralinista signora Paola, alla regia che mi mette in onda e buongiorno, sono telespettatore affezionato Claudio Visentini. L'abbiamo riconosciuto Claudio, grazie. Buongiorno. Ecco, e chiedo all'amica che stimo oltremodo, Alessandra Ricchetti, di fare un suo cortese commento su una notizia in esclusiva mondiale, anche se la consigliera mi ha già proceduto. A Sveglia Trieste l'energia è alle stelle per un fatto che oggi succede nella redazione di Tele4. Auguri galattici per la dottoressa Laura. Con la solita verve poetica, insomma, che ha il nostro Claudio. Grazie, grazie davvero. Quindi grazie. Dottoressa, mi ascolti? Prego. In questo giorno di luce e di incanto, il mondo intero le dedica un canto. Tra stelle lucenti e pianeti lontani, stringiamo con gioia le sue care mani. Da rosso Marte alla luna d'argento viaggia veloce il nostro sentimento. Lei è come il sole che brilla nel cielo, che scalda ogni cuore e toglie ogni velo. In questa festa di rara bellezza le giunga dal cosmo una dolce carezza. 100 di questi anni tra sogni e fortuna, tra polvere d'oro e raggi di luna. Tantissimi auguri dottoressa da Graziella e Claudio Visentini. Grazie, un abbraccio, davvero molto molto carina anche questa poesia e ringraziamo sia Claudio che la moglie Graziella, davvero un abbraccio a tutti e due, grazie veramente, insomma carino, fa piacere, è stato molto carino questo suo intervento, tutte le mattine insomma spesso ci allieta con qualche poesia dedicata insomma magari all'attualità, questa volta riguardava me invece. Allora c'è una mail da parte di Davide che scrive: sabato ho accompagnato degli amici foresti in Risiera parcheggiando vicino al supermercato Lidl, 4 caditoie consecutive ostruite, messe male, di quelle segnate da Cegas col colore verde mesi fa e non bisognose di manutenzione. Ora mi chiedo, al prossimo acquazzone quanto tempo, che fra l'altro dovrebbe avvenire già oggi no? Sì. Così, quanto tempo sarà necessario per svuotare poi la piscina che si formerà? Ma questa amministrazione che nega in parte le responsabilità del cambiamento climatico non dovrebbe stare più attento insomma alla pulizia? Questa è la domanda che ci fa il signor Davide, e ci manda anche la foto delle caditoie in questione con il simboletto verde, no? Che dovrebbe essere appunto struttura che non necessita di una manutenzione, insomma, che è a posto, però si vede che è ostruita. Beh, insomma, diciamo che la pulizia di quelle realtà della caditoia comunque dovrebbe essere fatta in continuo. Una volta che avevamo gli operai all'interno del comune, questo era sistematico e c'era ovviamente un concetto diverso di manutenzione rispetto a quello dell'appalto, che implica una pulizia in tempi e con frequenza ben stabilita del contratto e non da quella che è poi la realtà concreta di riempimento. Poi ci manda anche altre foto, insomma, delle strutture anche rotte. Sì, anche se io lì sono convinta che tanti sono in qualche maniera
accusano la pulizia delle caditoie, la realtà è che bisogna quanto prima, l'abbiamo sollecitato anche, anch'io l'ho fatto in consiglio comunale chiedendo che si faccia un'analisi, una valutazione, un progetto rispetto alla tenuta dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, che so che non porta voti a chi la fa, ma invece porta più sicurezza ai cittadini e meno acqua nella città, perché sappiamo benissimo, non solo quando ci sono i fenomeni di scirocco e di acqua alta, ma quando ci sono le bombe d'acqua, le varie strade diventano fiumi. Questo dimostra che non è solo una questione di acqua che non riesce più a entrare, ma acqua che addirittura fuoriesce dalle condotte meteoriche. E quindi vuol dire che bisogna fare un'analisi se serve la pulizia o serve addirittura un ampliamento di tutte le condutture. Allora, c'è un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno signora Boccarella, auguri. Grazie. Compleanno. Ciao Alessandra. Buongiorno. Io volevo semplicemente chiedere una cosa, a parte sul verde tutto quello che avete detto lo trovo giusto e lo troverei giusto anche che le persone che possiedono dei territori, cioè in vicino alle strade, curassero il loro verde. Io penso che questo dovrebbe essere una cosa di controllo comunale in qualche modo, perché se le persone non lo fanno diventa pericoloso, perché comunque ogni tanto qualche albero cade sulla strada diventa pericoloso. E poi quello che volevo chiedere se si sa qualcosa in merito a quel cimitero musulmano. Se c'è qualche risposta a qualcosa, perché sinceramente io sono stata un po' assente a causa di un'operazione in questo periodo, però sinceramente gradirei sapere se ci sono novità o qualcosa, come si è arrivato a questo, perché io sinceramente non lo so. È passato tutto sotto silenzio, non so. Ho capito. Mi sto chiedendo, grazie, voleva sapere insomma qualcosa Sì, io ho visto la più. notizia e so che avevamo anche parlato con qualcuno di Longere, di Cattinara a riguardo, non perché uno sia contrario a un cimitero musulmano, perché io penso che tutti abbiano diritto, e sono assolutamente convinta che la pensa così anche la telespettatrice, tutti abbiano diritto di avere un luogo dove depositare curare i propri cari che non ci sono più. È chiaro che va capito se Longera e Cattinara sono assolutamente il luogo più adatto per questo tipo di collocazione, perché diciamocelo, Cattinara in qualche maniera è stata stravolta da varie operazioni, se vogliamo pensare sia alla costruzione dell'ospedale a suo tempo, poi dal cantiere Collini con la costruzione della superstrada. Pian pianino un borgo che aveva delle sue caratteristiche e una specificità con dell'area verde, pian pianino tutte queste zone sono state erose, non ultima, diciamocela, quella inutile taglio della pineta che a mio avviso è stata proprio una violenza anche di scelta, perché i progetti, signori, io ritengo che si possano sempre modificare, tutelando quelle che sono le cose preziose, e togliere via del verde che veniva utilizzato non solo dai residenti, non solo dai visitatori dell'ospedale, ma anche da qualche paziente che aveva modo di uscire e fare la passeggiata tra una prova e l'altra, ma dai bambini che andavano lì in quella zona. Secondo me lì è stata veramente una scelta
inaccettabile sotto tanti punti di vista. Adesso poi i lavori sono bloccati e quindi rendono quella scelta ancora più dolorosa e e la rabbia sale. Qui diciamo che si fa fatica a capire la scelta rispetto a quel territorio, perché si va a comprimere ancora l'area intorno a Cattinara. Quindi condivido che la cosa va approfondita, però mi dispiace, non ho ancora notizie a riguardo. Ci sono in questo momento ci sono tante le tematiche che sto affrontando in Consiglio Comunale. Recentemente c'era appunto la rendicontazione del bilancio 2025, poi c'era il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che è particolarmente, come dire, importante sia per le figure dei disabili, ma per tutti i cittadini, cioè per tutti quelli che hanno delle difficoltà motorie, il che vuol dire da chi è con la carrozzina a chi è là con l'età e fa fatica a muoversi. E quindi erano temi che valeva la pena approfondire, senza nulla togliere che sia urgente anche quello, ma non è così pressante come tematica. Dovrà passare assolutamente in Consiglio Comunale come tema, perché ci sarà una variante, e quindi attendo l'accesso agli atti. Sto attendendo altri accessi agli atti in merito, per esempio, alla Trieste Trasporti e al comune relativi al fermo di tram di Opicina, o adesso anche l'accesso agli atti per la Scala Dublino. Infatti adesso vedremo anche questo. Comunque appunto era stata individuata dalle ultime notizie che avevamo quell'area proprio dietro il Camposanto di Cattinara, proprio, no? Per il cimitero appunto musulmano. Allora c'è una telefonata, poi parliamo un po' di tutti questi vari temi che sono all'attenzione proprio dei lavori del Consiglio Comunale in questo periodo. Pronto, buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Buongiorno. Ecco, dunque che siete entrati in tema. Ci sono già 2 anni, 3 che io sto cercando di mettere un saliscendi in via della Cattedrale per gli handicappati. Vero. Per andare nei bagni giù, e è una vergogna che ancora sono passati tanti anni, nessuno si è adoperato a mettere i saliscendi, che praticamente nella piazza del in Castello San Giusto non c'è un bagno accessibile a portatori di handicap. Poi volevo dire, e qui l'ho detto anche l'altra volta, che i lavori fatti del comune o non fatti cioè delegati alla CECAS non vanno bene, nessuno va a vedere. Questa è la terza volta che in via Romagna, dopo il passaggio a livello, c'è un buco grande, mettono asfalto tenero e in tempo di una settimana la buca ritorna. È la terza volta che rifanno la buca, la terza. E dico, ma ho telefonato anche in comune, ho detto di mettere asfalto duro, non serve niente, proprio niente, la buca rimane e nessuno se ne occupa. E non è che sia, perché poi è una buca che va a finire contro un tombino di ferro, oltretutto, ed è grande, non è che sia una piccola. Certo. Stessa cosa in via Ovidio, che è andato via tempo fa, l'altro anno, i cubetti di Porfido hanno rifatto il buco 7 volte, dico 7 volte interamente contate. E io mi domando chi paga queste 7 volte, no? Per questioni che le ditte non sanno più lavorare, non sanno più. Hanno fatto una porcheria dopo il passaggio a livello, hanno messo questo tombino di ferro. Ci sono i cubetti non di Porfido, di Masegno, li hanno messi come volevano loro, e i cubetti si stanno mollando perché non hanno né un consistente diremo cemento,
e questa buca è stata determinata proprio dal smottamento di questi cubetti e nessuno viene, un lavoro fatto ma non solo lì, io vedo per tutta Trieste che i lavori vengono fatti male. Vediamo via Milano, vediamo l'entrata dell'autostrada in Campi Elisi, dappertutto, asfalti fatti malamente. Grazie. Capito, grazie a lei, buona giornata. Non grazie posso che essere assolutamente d'accordo, questa è una delle tematiche che va affrontata quanto prima, a mio avviso. È chiaro che c'è qualche problema relativo, il signore ha parlato solo di Agegas e in realtà non è solo quella la problematica. La problematica è che ci sono anche per esempio delle aperture immediate che per legge nazionale vengono fatte anche con poche limitazioni da parte del comune e sono quelle relative alla telefonia, alle linee dati, alle linee telefoniche e così via, e che spesso e volentieri creano queste zone anche in periferia ma anche in centro città, di percorsi che sono, vediamo subito, con degli abbellamenti importanti. Guardate, io vado in scooter, è imbarazzante, via Ginnastica. Via Ginnastica per me è un dolore di schiena. Penso che qualche signore avrà qualche anche problema in più con l'età, perché chi va in scooter come anziano subisce anche dei problemi fisici oggettivamente, ma l'asfalto è a onde. A suo tempo mi ero così mossa come presidente di circoscrizione nelle aree di mia pertinenza e avevo chiesto la motivazione del perché sempre ci sono questi danni e non vengono ripristinati. E mi è stato spiegato che gli uffici, che le ditte che fanno i lavori hanno la spinta a riaprire subito e quindi fanno i lavori senza aspettare che ci sia il compattamento del materiale e poi distendono l'asfalto rapido. Sono contenta di questa risposta? Chiaramente no. È chiaro che ci deve essere un'organizzazione determinata anche, o se mancano delle risorse, è importante che la Giunta le dia, perché gli uffici siano sostenuti nel poter verificare che i lavori, perché di fatto una volta che l'asfalto è tirato, l'asfalto temporaneo, poi vi è un anno di tempo per rifare i lavori e il comune deve richiedere che vengano rifatti i lavori, ok? Però se il comune non ha personale a sufficienza per i controlli o non ha l'organizzazione per i controlli costanti, è chiaro che sia un'azienda di telefonia, che sia di telecomunicazioni, diciamo, più che di telefonia, che sia un'azienda che si occupa di tubazioni o simili, insomma, diciamo che ha meno motivazione a rifare i lavori di per sé. E ci troviamo via Milano, i cubetti, io li vedo anche da noi, tolti, mai più rimessi, ed è uno spreco di denaro che... come dire, insomma, deve essere affrontato, ecco, mettiamola così, cerchiamo di affrontare quanto prima questo tipo di problema. Effettivamente reale, insomma, confermo, ha assolutamente ragione. Allora, un'altra telefonata subito, buongiorno. Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Fulvio, buongiorno. Buongiorno, non mi stancherò mai di telefonare, sa perché? Perché sono amareggiato della politica italiana e sono amareggiato di quelli che rappresentano la politica italiana qua a Trieste, perché non c'è onestà, è tutto là, non c'è onestà, c'è un degrado in tutto e per tutto.
non è solamente le strade, è tutto un degrado, dalla sanità, alla scuola, alle pensioni, alle paghe che non sono più sufficienti per arrivare a fine mese. E questi stanno tutti zitti sui nostri diritti, che sono sanciti da Costituzione e legge. Io tante volte chiedo semplicemente, nessuno deve dire la propria idea o la propria teoria, io non parlo di idee o teorie, io parlo di legge e Costituzione, tiratemi fuori la legge 3054 del 52, ho guardato un'ora fa su normativa.it, non ci sono problemi. Il trattato di pace con i suoi allegati è legge della Repubblica Italiana. Se noi abbiamo avuto questa fortuna che il territorio libero di Trieste è nato il 15 settembre del 1947, dovete spiegare cosa significa territorio libero di Trieste col suo porto franco internazionale. Va bene, abbiamo una ricchezza in mano che verrebbe estesa anche ai paesi vicini. Ma stiamo scherzando? E voi state zitti. Io non chiedo che lei mi dica una sua idea, io chiedo semplicemente tiratemi fuori, politici di Trieste, tirate fuori gli allegati del trattato di pace e spiegate cosa sono. E cosa si può fare. Giornata. Grazie a lei, buona giornata Fulvio. Allora è già la terza, sì. Cioè a parte il fatto che ogni volta che vengo, ogni volta sento la sua... ammiro la tenacia, però non amo l'ostinazione quando ho già risposto, non è piaciuta la risposta, me ne rincresco, ma la situazione è così e non vado ogni volta a reiterare risposte. Quindi. Allora ci fermiamo invece per un po' di pubblicità, ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia di Alessandra Richetti. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Alessandra Richetti, 8:37 del mattino e siamo pronti a parlare nuovamente di Verde Pubblico, della segnalazione che c'era stata fatta poco fa per quanto riguarda la Scala Dublino, giusto? Sì, la Scala Dublino, questo albero crollato, e siamo pronti per collegarci con il nostro Gianluca Paladin che ci riferisce appunto proprio dalla Scala Dublino che cosa accade. Allora, a te la linea, buongiorno. Gianluca. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, rispondiamo alle segnalazioni fortunatamente con una buona notizia. Siamo in Scala Dublino, una delle estremità di via Besenghi. L'albero che era crollato, secondo le segnalazioni appunto circa a fine aprile, come vedete è stato rimosso, rimane il muretto crollato anch'esso. Qui io posso percorrere questa parte della rampa, ma giustamente qui è bloccato. Il Verde Pubblico ha di fatto ripristinato la situazione, quindi l'albero, il tronco è stato tagliato e ovviamente poi i rami e i pezzi di tronco sono stati portati via, quindi l'assessore Michele Babuder in queste ore, in questi ultimi giorni ha risposto a queste segnalazioni. Rimarrà poi, sarà compito poi invece dell'edilizia pubblica ripristinare evidentemente il muretto che è ancora crollato. Di fatto qui ovviamente per ragioni di sicurezza non si può passare, mentre quest'altra parte della Scala Dublino è agibile. Tra l'altro le transenne erano state anche rifatte l'anno scorso, quindi come dire, buona notizia che l'albero è stato rimosso. Rimane ovviamente il muro, la porzione di muro del giardino che era crollata sotto il peso appunto dell'albero, anch'esso caduto. Questo quanto vi raccontiamo e noi fra poco ci sposteremo in un'altra zona della città. Vi restituisco la linea. Grazie Gianluca. Allora abbiamo visto insomma che il verde è stato ripristinato, però il muro assolutamente ancora no, quindi resta il disagio, diciamo. Immagino che ci vorrà del tempo. Tempo assolutamente prima, per il ripristino. Rimane in essere quella che poi è stata l'azione che abbiamo fatto
su mio sprone e su sollecitazione, bisogna dire anche dei residenti, di capire quali lavori erano stati preventivati, perché quando nel 2024 era stato nuovamente sollecitato che i muri erano in una precaria situazione, o perlomeno così sembra dalle foto, ripeto, non sono un tecnico per cui aspetto sempre le risposte da parte degli uffici e degli assessori competenti. Quindi, come dicevo, abbiamo predisposto una interrogazione proprio nell'ottica di capire le scelte che sono state fatte o le non scelte che sono state fatte, per capire se ci siano delle cose che potevano essere fatte in maniera diversa o fare le nostre valutazioni e soprattutto come si intende procedere. E c'è anche una foto che abbiamo visto proprio l'inquadratura dall'alto, no? Dalla via Besenghi della Scala Dublino, c'è una foto d'epoca, diciamo così, di qualche, insomma, dell'inizio degli anni 2000, proprio del 2000, ecco. È di sotto il 2023. E sotto è il 2023 e c'è la differenza del verde abbastanza così visibile, no? Questa differenza tra quello che chi ha messo le freccette voleva indicare la situazione di verde che era rigogliosa in precedenza rispetto all'attuale situazione del verde, e qui questo mi offre veramente la sponda di fare un discorso generale. Io sono veramente dispiaciuta dal punto di vista della gestione del verde, perché è vero che negli ultimi anni è stato preso in mano il fatto di cambiare le essenze e di piantare le essenze che sono più resistenti al cambiamento climatico, ma è anche vero che stiamo risparmiando, o da quello che si evince, non tanto nelle piantumazioni, le piantumazioni vengono fatte in continuazione nelle varie parti della città, ma poi si sta risparmiando nella manutenzione come l'irrigazione, che viene magari fatta partire anche quella con appalto, ma magari a fine maggio, quando sappiamo benissimo, abbiamo visto aprile che ci ha già presentato delle giornate caldissime e pesanti. È verissimo. Allora, c'è una telefonata, mi dicono che è arrivata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Innanzitutto, dottoressa, tanti auguri. Grazie mille. Poi volevo dire una cosa, mi chiamo Deborah. E sono una non vedente e abito in Ponziana, ho chiamato tante volte. Sì. Io è da un anno che chiedo che venga qui qualcuno in Ponziana a vedere lo stato dei marciapiedi. C'è il pezzo di Largo Vardabasso che è tutto rotto. Allora, io sono una non vedente e un giorno mi si è incastrato addirittura il bastone in un pezzo rotto, in un buco, e mi si è rotto. Una signora che veniva a trovarmi è caduta. Altre persone ho saputo che sono cadute non più tardi di ieri, che l'ha aiutato, l'ha soccorsa mio marito, è una ragazza giovane. Ed è caduta? Ed è caduta, è venuta la Croce Rossa, i vigili, ma qua non serve a niente, non serve niente, perché noi qua siamo la zona dimenticata da Dio e da tutti. Ponziana, quindi? Sì. Marciapiedi pieni di buche, questa è la segnalazione della signora. Una cabina telefonica. Sì. Ed è quel piccolo pezzettino che va da via Zorutti a via Lorenzetti, e quello spiazzo, quella rotonda là. Ma allora io capisco che io non vedo, ok, sono caduta, chi se ne frega, la persona anziana è caduta, chi se ne frega, ma cadono anche i giovani.
ci sono delle buche che mi stanno mezzo piede dentro. Capito signora, grazie della segnalazione intanto. Signora, non si butti giù, intanto non è vero che non se ne importa se è anziana o non vedente, assolutamente non diciamo queste cose. Un grande abbraccio perché capisco la difficoltà che proprio perché si hanno magari delle limitazioni si è più in balia di questi tipi di servizi. E questo è quello, ribadisco, ritorno un po' sul discorso che avevo iniziato a inizio trasmissione, scusate il gioco di parole. Allora, è inutile che con il rendiconto del bilancio mi venite a dire che questo è un comune che sta bene, che ha tanti, come dire, diciamolo semplicemente, che ha tanti soldi, che comunque ha tutto il bilancio florido, il virtuoso e così via. Quello che vogliono sentirsi dire i cittadini è quando con quelle soldi che abbiamo, con il bilancio così florido che abbiamo, riusciamo a sistemare quella che sono i servizi per loro importanti, che sono il loro quotidiano, per esempio anche i marciapiedi. E in questo senso ritorno all'importanza della delibera che io spero che prima o poi arriverà, perché ormai ce l'abbiamo quasi da un mese in Calepino, è quella sull'eliminazione delle barriere architettoniche, del PEBA. Ecco. Non perché, come dire, sancirà subito un cambiamento, no, il Comune di Trieste doveva per legge dotarsi di questo piano di eliminazione delle barriere, cioè guardarsi intorno, come insegno ai bambini, per essere un cittadino attivo devi guardarti intorno e vedere le cose che non vanno e capire cosa puoi fare. Allora, bene che lo abbia fatto, lo ha fatto per tutta Trieste? No. Quindi c'è ancora da lavorare in questo senso, ma io non posso che essere contenta che finalmente si sia andati in quella direzione di predisporre un piano. Avevamo detto più volte che avevamo segnalato che questo comune, anche nell'altra consigliatura, che questo comune non era dotato di PEBA, continuavano a ripeterci che sì, c'era. Il fatto che sia stato realizzato per Trierioni conferma che non era ancora attuale e adottato. Certo che io ho richiesto attraverso degli ordini del giorno, e quando in Consiglio Comunale verrà trattato l'argomento, spero verranno trattati, che intanto si prosegua anche nella direzione di tutta la città, perché non è giusto creare, come ha detto la signora, delle zone di serie A e delle zone di serie B. A Ponziana c'è la necessità che ci sia il superamento di quelli che sono i limiti nella quotidianità. Però c'è anche la necessità di trovare degli stanziamenti, perché dire abbiamo visto che le cose lì sono un problema è il primo passo. Il secondo passo è pianificare costantemente degli stanziamenti perché le questioni vengano risolte. Allora, invece in tema di tram ci manda una vignetta Marco Englaro, dice: Trieste scontro tra un'auto e un tram, a occhio che sia una fake news, perché insomma il tram ancora non sta circolando, no? Lo citava prima il tram che sì, anche ieri. Allora, noi circa 3 settimane fa io avevo fatto un accesso agli atti e una richiesta di la convocazione di una commissione, anzi di 2 commissioni, una che vada a approfondire i lavori del tram, della linea del tram, per cui che in qualche maniera hanno interrotto
già dalla Barcolana, mi sembra, da ottobre dell'altro anno, il tram. E il secondo di dove si vuole andare, in quale direzione si vuole prendere, quindi un approfondimento rispetto anche all'utilizzo del tram di tipo turistico e non solo per i cittadini. Vogliamo chiarezza, vogliamo approfondimento. Proprio ieri avevo sollecitato per avere risposte. Ho trovato gli uffici collaborativi, mi hanno detto che le mie richieste sono state inoltrate alla Trieste Trasporti e quindi stanno attendendo da loro risposte in merito ai lavori e soprattutto per quale motivo certi lavori non sono stati predisposti per tempo, pianificati. Io batto sempre là. Attraverso la pianificazione si evitano tante problematiche. La prevenzione è fondamentale per non trovarsi poi a spendere più soldi, come abbiamo visto con la scala Dublino. Allora, ci sono altre richieste per quanto riguarda le buche sull'asfalto, i marciapiedi, eccetera. Ad esempio ci scrive Anna: buongiorno, le buche di via De Marchesetti alta e non aggiungo altro. Poi invece Sonia chiede: si potrebbe fare qualcosa in via Svevo, farla sistemare, asfaltare, insomma, prima che succeda qualcosa di grave. Ci manda anche la foto, insomma, dell'asfalto in via Svevo. Insomma, sono tante le sì, la situazione delle strade a Trieste è veramente drammatica, però vogliamo parlare anche della situazione del lavoro a Trieste. Startec, a cominciare da questo, no? Sì, Startec risolleva una questione. Io non so se i triestini si ricordano, da Teletra a Alcatel, al Flextronics, a Flex, adesso a Adriatronics, il percorso di un'eccellenza locale, eravamo veramente competitivi, tanto è vero che siamo stati acquistati dalla Alcatel perché era un piccolo gioiello. E poi, a mio avviso, io ritengo, non è che si possa dare la colpa sempre tutto alla politica, ma certamente che la parte istituzionale debba monitorare perché non succedano determinate situazioni e si, come dire, consolidino i progetti, le proposte, che non ci sia solo un prendere un'azienda e spolparla per lasciarne il guscio. Negli ultimi anni veramente l'azienda purtroppo era diventata da industria tecnologica, azienda tecnologica all'avanguardia, a una realtà contenitore per lavoro verso in outsourcing di altre ditte, di altre aziende. Ora con l'uscita dell'azienda israeliana e con l'uscita dei fondi dell'azienda israeliana, la solidità sembra compromessa, quindi assolutamente bene che la Regione si sia mossa per confermare che entro l'8 di maggio arriveranno gli stipendi, ma non ci si può muovere sempre quando gli stipendi non arrivano, e perché le famiglie hanno diritto a un po' di tranquillità, di serenità, e soprattutto bisogna controllare che vengano mantenuti i cronoprogrammi e anche tutte quelle che sono i piani industriali delle aziende che vengono fatte. Cioè io chiedo che ci sia maggior controllo da parte della parte istituzionale. Ecco. Questo sarà necessario oggi, fra l'altro anche c'è perché, anche l'incontro sindacale. Sì, no? Oggi c'è l'incontro sindacale. Io ritengo che sia fondamentale ricordare che Trieste aveva tante industrie. Adesso io da tanti anni continuo a sentire
una tiritera che mi preoccupa molto e spesso la sento dal sindaco, che è quella: Trieste non ha industrie, Trieste ha il turismo. Puntare tutto sul turismo, a parte che bisognerebbe saperlo anche gestire il turismo, perché se no poi succedono quelle cose che abbiamo visto anche nell'ultimo periodo di non gestione di viabilità in difficoltà. Si fanno delle manifestazioni ma non si pensa come venire incontro anche ai turisti che ci sono a Trieste, ai residenti che devono muoversi. Non sono contro le manifestazioni, ben vengano, ma bisogna anche valutare che non puoi chiudere la città dalle 6 alle 17 così, cioè devi fare dei piani magari più onerosi da un certo punto di vista, ma che aiutano di più i cittadini. Però, ripeto, non dobbiamo pensare che abbiamo puntare solo sul turismo, bisogna puntare su quelle che sono le ricchezze locali, utilizzando per esempio anche tutta la potenza che abbiamo nell'ambito della ricerca, 2 università, 13.000 ricercatori. Dovremmo essere il luogo delle start-up e del fiorire e usufruire del punto franco e qui torniamo alla risposta e usufruire puntando sul porto, dove sono i fondi per la realizzazione a servola dei lavori. Non puntiamo sull'Ovovia, puntiamo che arrivino i fondi per queste cose, queste realizzazioni. No? Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Un buon augurio alla conduttrice e un saluto all'ospite. Grazie. Grazie Gino. Volevo, queste lamentele che ci sono per i problemi economici appunto che si sta discutendo sono dovuti al sistema liberista globalista che ci siamo imposti da 30 anni. Cioè lo Stato e gli organi pubblici poco possono fare in queste situazioni. Un mercato di pirateria praticamente sulle aziende. Ci sono delle strutture adatte che hanno come professione prendere un'azienda, spolparla, tirarle fuori tutte le risorse e poi gettarla alla distruzione. È un sistema globale che spero finirà, perché adesso con queste nuove iniziative americane mi pare che si sta sgretolando tutto il sistema e spero in un futuro migliore. Però i politici non hanno ancora preso atto di questa situazione, sono ancora lì che guardano imbambolati a quello che sta succedendo. Ma io sono intervenuto per un altro discorso, volevo agganciarmi al discorso delle buche. Almeno nelle fermate dei bus ci dovrebbe essere un'attenzione, perché uno scende da un bus, cade in una buca e si spacca una gamba. Ma in tantissime fermate dei bus è pericoloso scendere. Primo perché i bus certi non accostano il marciapiede, secondo perché i marciapiedi sono disastrati e questo è un pericolo. E mi meraviglio che il Comune su questi discorsi è muto, però ha realizzato delle piste ciclabili assurde, in posti assurdi, spendendo milioni e milioni di risorse pubbliche, e mentre invece i marciapiedi che sono frequentati da tutta la popolazione sono lasciati in queste condizioni. Grazie e buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Mi piace perché condivido parte delle affermazioni fatte da Gino, no? Sì. È vero, parte della motivazione di quello che vediamo e di crisi delle nostre piccole aziende è dovuto anche al sistema liberista che ha portato in quella direzione. E allora facciamoci delle domande, perché non è che ce l'ha imposto il medico per stare meglio di andare in quella direzione. Le politiche sono fatte anche per essere cambiate. Questa è l'importanza del voto, per esempio, in Europa. Io da anni continuo a ripetere che il grande problema di
per esempio di tantissimi supermercati in tutte le zone che arrivano sapendo che comunque il tipo di commercio, quello sarà, cioè qua a Trieste 200.000 abitanti scarsi siamo, quindi è chiaro che c'è la necessità di andare a limitare un minimo la presenza di aziende che poi vanno a spolpare poi le realtà piccole. È vero, come dice il Signore, bisogna guardare più in alto, per esempio verso l'Europa e cambiare le politiche in quella direzione. Quindi invito a un voto consapevole in Europa, per esempio. Poi c'è anche l'ultima battuta, vedo che c'è il sindaco presente. Sindaco pronto, sì. L'ultima battuta è importante però che come istituzioni siamo presenti a sostenere le nostre piccole realtà. Le nostre aziende, insomma le realtà. Allora, grazie. Noi ci colleghiamo adesso con Gianluca Paladin e con il sindaco Roberto Di Piazza. Allora, nuovamente a te la linea, Gianluca, e buongiorno al sindaco. Grazie Laura, buongiorno di nuovo e buongiorno al sindaco Roberto Di Piazza. Sindaco? Allora, intanto facciamo gli auguri alla Laura, che è la cosa più importante, mi sembra che oggi è il suo compleanno. Giusto, bravo, è vero. Grazie. Allora sindaco, e rinnovo anch'io gli auguri ovviamente a Laura, glieli ho fatti prima. Sindaco, domani noi saremo in diretta, reti unificate con le nostre televisioni per seguire l'importante giornata, la commemorazione, il ricordo della tragedia che colpì il Friuli nel 76, il terremoto che devastò il Friuli. Lei è già stato a Gemona in questi giorni, domani ci tornerà un suo ricordo anche di quello che è stato, di quel momento. Avevo 23 anni, 50 anni fa, siamo andati a mettere a posto il supermercato di Marchetti che aveva avuto dei danni incredibili. Pensate, cari concittadini, c'erano 20 centimetri di liquidi per terra, tutto rotto, scaffalature. La cella delle carni si era spostata di una decina di metri, pensate voi. Abbiamo lavorato moltissimo, purtroppo dopo quella scorsa di settembre è crollato tutto, ma insomma il terremoto. Domenica è stata una grande emozione, 5.000 persone, sono ritornato a Gemona, sai, mi si è aperto il cuore per vedere una città completamente rifatta, con le cose molto belle così. E dopo, sai, 50 anni fa, un grande ricordo perché ho visto arrivare i ingegneri tedeschi, eravamo con questo supermercato di fronte al cinema dove c'erano 80 morti, non ti sto a raccontare le scene drammatiche che ho visto, però è stata un'esperienza anche quella e abbiamo aiutato un amico. Domani ci sarà il Presidente Mattarella, ci sarà la Presidente Meloni, ovviamente ci sarà il Presidente Federica, insomma una giornata dove saranno davvero tutti presenti, stretti attorno a questo ricordo. Sì, stretti siamo però in un posto, ci sono 200-300 posti, per cui saremo in pochi. Domenica eravamo in 5.000. Vedete, eravamo sotto il sole di quando è preso anche il sole, una bellissima giornata, un bel ricordo. Sindaco, ne approfitto per chiederle una battuta sulla pallacanestro Trieste, non si sa dove andrà a finire questo titolo sportivo, i tifosi sono preoccupati, arrabbiati, non si sa se avremo una squadra, insomma c'è davvero tanto fumo in questo momento. Cari triestini, sono pronto a tutto, domani alle 14 ricevo Arcieri e a quel punto, come ho fatto mi sembra nel 2002, nel 2003 che sono diventato presidente e abbiamo salvato il basket eccetera, sono pronto a tutto, vediamo domani alle 14 con Arcieri. Quindi il sindaco è disposto a scendere in campo e mettere la sua mano su questa situazione? Sono già sceso in campo, nel senso che ho già alcuni sponsor importanti, per cui se vogliono andare via ripartiamo. Grazie sindaco Di Piazza e buon lavoro. Altrettanto a voi. Grazie a voi e vi restituisco la linea. Grazie, grazie Gianluca, grazie al sindaco Di Piazza, insomma con questo anche ricordo, no? Noi domani... io lo ricordo sempre con grande emozione perché ero ragazzina e per me, io ho 13 anni in quell'epoca e mi ricordo che immediatamente c'è stata l'esigenza non solo mia ma di tutti di andare a fare qualcosa, rimboccarsi le maniche. Io ero andata alla Croce Rossa a separare i vestiti, le cose da mangiare, perché quello potevo fare come minorenne. Però c'era un sentimento di partecipazione civile e questo io
io vorrei passarlo soprattutto ai giovani, no? Quando dicono che devono fare gli altri, no, siamo i primi a dover fare qualcosa. Nel nostro piccolo, nel nostro piccolo c'è sempre la possibilità di fare qualcosa. Assolutamente. Allora con questo bel messaggio concludiamo la prima parte della trasmissione. Ringrazio Alessandra Richetti e la invito a tornare a trovarci.